Buongiorno, oggi è giovedì 5 giugno 2025. Il sole sorge alle 5:40 e tramonta alle 20:17. La luna si leva alle 15:02 e cala alle 2:13. Oggi si celebra San Bonifacio. Il nome Bonifacio ha origine latina e significa colui che fa del bene. Le Nazioni Unite hanno disegnato il 5 giugno Giornata Mondiale dell'Ambiente per sottolineare l'importanza della protezione e della salvaguardia dell'ambiente e l'impatto che quest'ultimo ha sul benessere dei popoli e sullo sviluppo economico. A portare l'attenzione su tali tematiche fu la Conferenza sull'ambiente umano, meglio nota come Conferenza di Stoccolma, tenutasi nel 1972, che ha segnato una svolta nello sviluppo della politica ambientale internazionale, sensibilizzando sulla tematica. Sono 79 le candeline per l'attrice Stefania Sandrelli. Da giovanissima brucia tutte le tappe, a 15 anni recita nel suo primo film, a 16 inizia la relazione con Gino Paoli e a 18 mette al mondo la figlia Amanda. Successo e riconoscimenti arrivano negli anni 60 dalla partecipazione a 2 capolavori della commedia diretti da Pietro Germi, Divorzio all'italiana e Sedotta e abbandonata. Festeggia 68 anni il cantante Enrico Ruggeri. A 15 anni crea il primo gruppo, ma il primo vero successo lo ottiene con la band Decibel. Dal 1981 si dedica alla carriera solista e scrive brani di successo per molte colleghe, tra le quali Fiorella Mannoia e Anna Oxa. Nel 1987 con Si può dare di più stravince il Festival di Sanremo, in trio con Gianni Morandi e Umberto Tozzi. Infine oggi compie 82 anni l'autore televisivo agrigentino Michele Guardì. Ha scritto anche per il cabaret e per la radio. In TV è sua la paternità di alcuni dei programmi più longevi e di maggiore successo della RAI, come I fatti vostri e Scommettiamo che. Uno studente col suo corpo cerca di arrestare l'avanzata dei carri armati. L'immagine è quella iconica fotografata il 5 giugno 1989 a Pechino, all'indomani della strage di piazza Tiananmen. Sono i giorni della violenta repressione delle proteste, nate nella capitale contro il regime comunista cinese. Quel ragazzo, apparentemente fragile, è diventato un simbolo universale della lotta contro la violenza del potere. Sapete cos'è il radon? Si tratta di un gas inodore e incolore che può creare danni alla nostra salute se inalato in alte quantità a causa della sua radioattività. Ma non preoccupatevi, perché per evitare le alte concentrazioni indoor, ovvero nei locali al chiuso, è necessaria una buona ventilazione, anche semplicemente aprendo le finestre in casa più volte al giorno. Buongiorno ai 12, oggi una raffinata luna in bilancia sembra creare degli ottimi rapporti con Plutone, con Urano e con tanti altri pianeti. Cosa accade per i segni d'aria nello zodiaco? Oggi mettono le ali. Andiamo a vedere gli altri. Ariete, oggi con questa luna, seppure in opposizione, ci sono tantissimi recuperi zodiacali che arrivano da molte aree dello zodiaco, per cui oggi vi sarà richiesto di fare pace col fatto che il lavoro esige una vostra esposizione, anche sociale, anche gradevole, ma alla quale spartani come siete non siete abituati. Consolatevi con l'amore, quello va benissimo. Toro, la giornata di oggi vi fa sentire un po' più vicina la presenza di Venere, che sta per entrare nei vostri gradi, manca poco. Il cielo oggi è decisamente molto più stabile, anche perché Urano è imbrigliato in tanti trigoni che riguardano soprattutto Luna e Plutone in un sestile con Saturno e Nettuno, che sembra stabilizzare tutti i cambiamenti possibili, e voi siete di nuovo sereni. Gemelli,
Siete un arco zodiacale oggi molto interessato da tutto quello che riguarda la Luna in trigono, un Urano sempre più vicino, un Giove che sta per partire e voi che tenete a bada tutto in maniera brillante assolutamente. I 1000 impegni di oggi saranno affrontati con grande classe. Cancro, la Luna di oggi fa decisamente spettacolo, per cui oggi sarete ben contenti di sentire che tra passione, amore e accordi va tutto molto bene. La Luna oggi regna sovrana. Leone, e anche il vostro Marte è imbrigliato in un accordo con i pianeti e anche con la Luna. Tutto sembra più morbido, meno spigoloso, meno aggressivo. Oggi quindi dedicatevi alla passione, allo sport e a fare delle cose che avete lungamente rimandato. Vergine, oggi questa luna vi porterà tantissimo benessere da un punto di vista pratico ed economico. Arrivano finalmente le buone notizie, arrivano anche dei tempi di scadenza, dei tempi di fine, per cui anche se ancora siete dentro a dei progetti, potete ben pensare anche al futuro e a cosa fare dopo. Scorpione, la giornata di oggi è decisamente molto interessante proprio perché la luna in bilancia si fa pensierosa e decisamente vi porta un intuito creativo molto forte. Oggi stupirete tutti con una vostra intuizione, soprattutto al lavoro, dove sarete assolutamente geniali. Bilancia, la luna è assolutamente dalla vostra parte. Oggi regna sovrana, dandovi quel po' di respiro che vi serviva. Anche le beghe lavorative che possono riguardare una fine trattamento di lavoro o un'interruzione di collaborazioni, oggi verranno razionalizzate e sopportate benissimo. Questa luna oggi è magica e vi farà prendere delle decisioni importantissime. Sagittario, la giornata di oggi è una giornata che vede una luna molto potente, molto attiva e soprattutto vostra amica, quello che ci vuole insomma per fare da punto di raccordo con le opposizioni di Sole, Mercurio e Giove in Gemelli. Capricorno, è una luna di quadratura ed è una luna assai potente, una luna che vi consiglia di rivedere un po' tutta una serie di cose che avete progettato, perché molto probabilmente potreste non avere considerato delle varianti molto importanti. Acquario, stupenda luna di trigono per voi segni d'aria e quindi gli Acquario godono a piene mani di una luna che interagisce soprattutto con Plutone, dando stimoli. Plutone a sua volta interagisce con Urano, ma anche con Nettuno, con Saturno. Si stanno comunque concretizzando proprio i prodromi perché possiate avere un'impennata carrieristica veramente molto importante. Oggi verrete contattati da qualcuno che vorrà darvi una spinta maggiore. Pesci, tutto questo bailam planetario vi snobba un po' e la Luna e le sue magie rimangono un po' distanti da voi. Tutto però viene compensato da una grande serenità che nutrite. Le problematiche che generano Sole, Mercurio e Giove possono essere facilmente arginate dal buonsenso che proporrete a chi ancora non ha capito bene come prendervi. Sul mitico campo in terra battuta di Parigi per la prima volta un'italiana, Francesca Schiavone, vince il torneo femminile di tennis del Roland Garros. È il 5 giugno del 2010, in finale la Schiavone batte l'australiana Stosur. L'impresa è storica per il tennis italiano. Prima di lei si erano aggiudicati titoli simili solo Nicola Pietrangeli nel 1959 e nel 1960 e Adriano Panatta nel 1976. Oggi vi sveleremo l'espressione del giorno. A stitch in time saves nine. Tradotta in italiano come un punto a tempo ne risparmia 9. Ma cosa si cela dietro a questa curiosa frase? Immaginate di avere un tessuto. Fare un punto al momento giusto, prima che si sfilacci, eviterà ben 9 punti successivi. È come dire prevenire è meglio che curare. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi vi presentiamo la straordinaria pittrice dell'Art Déco, Tamara Dell'Impicca.
Immaginatevi un ballo scintillante a San Pietroburgo. Tamara fa il suo ingresso trionfale indossando un costume da pastorella con un'oca al guinzaglio. E indovinate un po', conquista il cuore del suo primo marito. Dopo il divorzio frequenta locali per sole donne, mostrando apertamente la sua bisessualità. E non dimentichiamo Parigi. Tamara viene invitata da Marinetti a incendiare il Louvre, ma finiscono entrambi in commissariato perché lei aveva parcheggiato in sosta vietata. Ma la vita è fatta di salite e di discese. Il secondo matrimonio di Tamara fallisce e lei scivola in una profonda depressione. La critica e il pubblico le voltano le spalle. E così la pittrice dallo spirito libero ci lascia. Le sue ceneri vengono sparse su un vulcano in Messico. Ci salutiamo con la frase del giorno. Dicono che il mondo è di chi si alza presto. Non è vero, il mondo è di chi si alza felice. E noi ci svegliamo felici ogni mattina con il nostro solito appuntamento dell'Almanacco, per cui vi aspettiamo domani per una nuova puntata. Buona giornata dalla vostra Martina.